Tore. Il 18enne muore scivolando sul ghiaccio e precipitando in un canalone sul Monte Colli in Cadore. La tragedia sotto gli occhi dell'amico con il quale ieri pomeriggio aveva affrontato l'escursione perdendosi. Il caso della mamma padovana che si è data a fuoco ieri davanti al Tribunale dei minori di Mestre perché la figlioletta di 8 anni è stata dichiarata adottabile, decisive per un'eventuale ripresa della cinquantenne nelle prossime ore. Fiamme all'albero in un negozio di via Avanzo a Padova e i vigili del fuoco riescono a spegnere il rogo, evacuata in via cautelativa un'intera palazzina. Test del Mose dopo le prove superate le bocche di porto del Lido. Oggi e domani l'innalzamento delle paratoie alle bocche di porto di Chioggia. Grave incidente stradale a Schio, una 14enne investita mentre va a scuola, travolgere un anziano, la guida di un'auto, la ragazzina in serie condizioni. Rubava sci sulle piste mentre i proprietari facevano una pausa nei rifugi. I carabinieri di Predazzo denunciano un 64enne di Castelfranco. Partirà a Treviso il 1° febbraio il nuovo servizio di radiologia territoriale che consentirà di effettuare gli esami radiologici a domicilio anziché all'ospedale. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano la tragedia avvenuta in Cadore, a perdere la vita un ragazzo di appena 18 anni. Ci racconta quanto avvenuto Tiziana Bolognani. Tiziana. Sì, buongiorno. Gabriele Comis avrebbe compiuto 19 anni il prossimo agosto, abitava a Campolongo di Cadore. Il ragazzo è stato ritrovato ieri sera oramai privo di vita in località Bosso Nero lungo il sentiero del CAI 131. Gabriele era uscito ieri con un amico per un'escursione in montagna, di entrambi però si erano perse le tracce nel pomeriggio ed era scattato l'allarme che aveva mobilitato le squadre del soccorso alpino. Erano rimasti senza Pile e Alfredo mentre rientravano da Campolongo sul sentiero. Dopo un primo tentativo infruttuoso i soccorritori, Guardia di Finanza e Soccorso Alpino del Comelico hanno rintracciato l'amico che sotto shock ha raccontato di aver visto Gabriele scivolare sul ghiaccio e scomparire in un canale. Il ragazzo ha detto di aver cercato di aiutare l'amico ruzzolando pure lui a valle in mezzo al bosco. Fortunatamente però pur ferito è riuscito a trovare una strada forestale e a rientrare. Il corpo di Gabriele Comis è stato invece recuperato attorno alle 22 di ieri sera in fondo a un canalone sul Monte Colla. Nell'incidente è morto anche il cane di Gabriele, precipitato per centinaia di metri. La salma del 18enne è stata imbarellata e calata sul sentiero sottostante per poi essere trasportata a spalla dai soccorritori per oltre 1 chilometro fino alla baita Pian dei Josei in Val Frison ed essere affidata al carro funebre. È tutto, a voi. Grazie Tiziana Bolognani. Adesso il terribile caso della mamma padovana che si è data a fuoco ieri mattina davanti al Tribunale dei minori di Mestre perché la figlioletta di 8 anni è stata dichiarata adottabile. Per le condizioni della donna decisive le prossime ore. Ustioni profonde di secondo e terzo grado sul 50% del corpo, condizioni complessivamente critiche e prognosi strettamente riservata. Sono gli specialisti del centro Grandi Ustionati di Padova a seguire l'evolversi del complesso quadro in cui versa la cinquantenne di origini marocchine che ieri mattina si è cosparsa di benzina e data a fuoco fuori dal Tribunale dei minori di Mestre. Pochi giorni fa lo stesso tribunale aveva dichiarato adottabile la figlioletta di 8 anni già allontanata dalla madre e affidata a una struttura protetta. Perché la donna, una cinquantenne, non era nuova a scenate e gesti sconsiderati. Il padre della piccola è un 69enne di Casier nel Trevigiano sposato quando lei rimase incinta. Questa relazione ha durato per un anno e mezzo. È nata una bambina in cui io circa 3 anni fa dopo l'ho riconosciuta. La bambina è sempre cresciuta non mancandogli assolutamente niente. I miei familiari sono venuti a sapere dell'accaduto, sono venuti a sapere di questa cosa e siamo qua, ecco. Un comportamento ossessionante quello della cinquantenne residente nel Padovano. Chiamate, incursioni, richieste, ben 4 le denunce di stalking da parte del padre della piccola. La bambina le era stata tolta e in questo quadro il padre non se l'è sentita di chiederne l'affidamento. Sarebbe una cosa peggiorativa per la bambina perché se la madre me la trovo fuori di casa dovrei ogni volta chiamare le forze dell'ordine, la bambina come crescerebbe? I fatti di ieri potrebbero cambiare gli scenari futuri, ma se dovesse essere confermata la strada dell'adozione, il 69enne non vuole comunque perdere il legame con la figlia. Io alla bambina sono affezionato,
L'ho vista anche oggi, da mezzogiorno all'1:30, e sono felice di averla vista. Io ho chiesto al tribunale di non perdere la bambina, perché io la bambina voglio continuare a vederla. Spero che il tribunale tenga conto di questa mia richiesta volontà. I carabinieri stanno effettuando accertamenti su alcune frasi attribuite a un bambino di 11 anni, residente nel Veneziano e alunno di una scuola primaria, che avrebbe annunciato di voler andare in Siria a farsi esplodere in nome di Allah. Le parole sarebbero state riferite da una compagna di classe del bambino alla madre, che le ha pubblicate sul proprio profilo Facebook, esponendola a commenti e prese di posizione dei propri contatti. Vista l'età del bambino, gli investigatori vogliono accertare se quelle parole siano state realmente dette e se siano eventualmente da attribuire a un contesto familiare o forse probabilmente all'espressione esagerata di un ragazzino. La paura stamane all'alba in via Avanzo a Padova, le fiamme che si sprigionano in un negozio, i vigili del fuoco fanno evacuare anche un'intera palazzina. L'incendio si è sviluppato intorno alle 6:45, via Jacopo d'Avanzo, Padova, zona stazione. Le fiamme sono divampate all'interno di un negozio di frutta e verdura. Un momento di risveglio per molti, ma i vigili del fuoco, arrivati con 2 squadre, hanno ritenuto opportuno evacuare a scopo cautelativo il condominio di 5 piani al di sopra. Spente le fiamme, i pompieri sono riusciti a evitare che si estendessero a locali attigui. Un negozio vicino è stato interessato dal fumo. Le indagini sono già in corso per capire da cosa possa aver avuto origine l'incendio. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche la polizia. Al termine delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, i residenti hanno potuto far rientro a casa. Un altro incendio, ma stavolta a Vicenza, è distrutto un bar chiuso da tempo. Non sono ancora state chiarite le cause del violento incendio che ieri sera verso le 20 ha distrutto un bar lungo strada Marosticana in località Laghetto. Non ci sono state vittime o feriti fortunatamente, ma l'edificio è stato completamente devastato. Prima del divampare delle fiamme si sarebbe avvertita una spaventosa esplosione che ha divelto tutte le vetrate, scaraventando vetri e calcinacci perfino all'interno di un cortile di una casa vicina. La circolazione lungo la strada provinciale è stata immediatamente deviata dalla polizia locale, mentre i vigili del fuoco evitavano che l'incendio si propagasse alle vicine abitazioni. Il resoconto ufficiale dei pompieri è al vaglio dei carabinieri, che dovranno accertare la natura dell'incendio. Al momento non è escluso il dolo. Ancora la cronaca, ancora dal Vicentino, un grave incidente stradale a Schio, una 14enne investita da un'auto mentre va a scuola. Grave incidente stradale in mattinata a Schio, ferita una 14enne trasportata in codice rosso all'ospedale Alto Vicentino di Sant'Orso. Sono le 7:45 quando un 74enne alla guida di una Ford Focus, mentre percorre via Tito Livio per accompagnare i nipoti a scuola, all'altezza dell'attraversamento pedonale con via Marin Sanudo, investe la 14enne studentessa di Schio. La giovane stava attraversando la carreggiata alla guida della sua bicicletta per andare a scuola. A seguito dell'urto la studentessa veniva gettata a terra sbattendo violentemente il volto sull'asfalto. Immediato l'intervento del SUEM 118 che ha provveduto alle prime cure e poi il trasporto in ospedale, dove la ragazza è ricoverata ma non in pericolo di vita. Sulla dinamica dell'incidente è intervenuta la polizia locale Alto Vicentino. Lasciamo per un attimo la cronaca, ci torneremo fra pochissimo, parliamo dei test per il MOSE perché oggi e domani tocca all'area di Chioggia, allora ci informa su quanto sta avvenendo il nostro Christian Arboit. Christian. Sì, buongiorno da Chioggia, dove sta andando in scena l'ennesimo giorno della verità sul MOSE, un nuovo test per capire se quello che è stato fatto finora funziona o meno. La nuova operazione di movimentazione, iniziata questa mattina alle 8, interessa 9 paratoi al lato nord del porto di Chioggia, mentre domani il test riguarderà quelle del lato sud. Altre verifiche, ma sotto stress, saranno effettuate non appena il meteo sarà avverso, quindi si attende il mare mosso. L'ultimo test in ordine di tempo è stato quello effettuato alla bocca di porto del Lido il 14 gennaio scorso, quando tutte 20 le paratoie che compongono la barriera artificiale si erano alzate senza intoppi. A giugno, con ogni probabilità, ci sarà una nuova prova generale per l'intero sistema, comprensivo delle 3 dighe di Porto di Chioggia, Malamocco e Lido.
L'obiettivo resta quello di fare in modo che il Mose funzioni, almeno per le emergenze, a partire dalla seconda metà del 2020. Questo, del resto, era stato l'annuncio del sindaco di Venezia Brugnaro a inizio gennaio dopo un vertice in prefettura. E proprio il prefetto Zappalorto ha riconvocato per domani la cabina di regia chiamata a seguire passo passo i lavori e i vari test che per inciso costano decine di migliaia di euro alla volta, dai 30.000 euro in su. In attesa del verdetto di giornata, da Chioggia è tutto, restituisco la linea. Grazie a Cristiana Arboite, torniamo alla cronaca e alla scomparsa di Samira. Arriva la conferma che il marito Mohamed, accusato del suo omicidio, sta per tornare in Italia. Il suo avvocato è pronto ad arrivare a Stanghella per ascoltare nuovamente la sua versione dei fatti. Presumo che sia veramente questione di ore, insomma, che perché il termine è di 10 giorni massimo, per cui oggi sono 8 giorni, quindi stiamo parlando proprio di questi giorni, quelli del rimpatrio. L'avvocato Pizzi ha sentito telefonicamente Mohamed in 2 occasioni e nelle scorse ore il 40enne marocchino ha confermato la sua imminente partenza dalla Spagna per essere rimpatriato in Italia. Al suo rientro a Stanghella il marito di Samira dovrà spiegare molte cose, a partire dalla presenza del suo cellulare la notte della scomparsa della moglie nei campi vicino a Solesino. Il telefonino che si muove da solo di notte e va nei campi, insomma, non è certamente una cosa plausibile, per cui è ovvio che qualsiasi spiegazione, qualsiasi giustificazione dovesse dare deve essere verosimile, ecco, perché evidentemente se non c'è ragionevolezza in quello che si sostiene è meglio non sostenerlo. Nelle brevi telefonate con il suo legale, Mohamed ha detto di essere andato in Spagna per cercare Samira. Sostiene che sia recato in Spagna perché lì gli era stata segnalata la presenza di Samira e che quindi non voleva lasciare nulla di intentato, e a suo dire era già pronto per rientrare in Italia quando venne fermato, tanto vero che lui dice che quando venne fermato aveva in tasca un biglietto per il rientro in Italia. Molti dubbi e tante risposte da dare. L'avvocato Pizzi però è chiaro, la posizione del suo assistito si è aggravata molto, nonostante Mohamed continui a proclamarsi innocente. Se invece, mettendo di fronte all'evidenza che la procura ha raccolto, questo non dovesse essere confermato, ovvero Mohamed dovesse essere realmente colpevole di quello che è successo a Samira, io direi che in questo caso è inevitabile un gesto di umana pietà verso Malika, verso la famiglia di Samira, e far ritrovare il corpo. È stato assolto in appello dall'accusa di omicidio colposo e lesioni colpose Agostino Di Donna, ex direttore generale della Sanità Militare, unico imputato nel processo per i casi di morte e malattia collegati, secondo l'accusa, alla presenza di gas radon nel Monte Venda, nel Padovano, dove per anni hanno lavorato i militari della base aeronautica del Primo ROC. Il procedimento riguardava la morte di 2 militari che sarebbero deceduti proprio per aver inalato per anni gas radon nelle gallerie sotterranee della base. Per questo avrebbero contratto un tumore ai polmoni, così come un terzo militare che però è sopravvissuto. Stando al processo di primo grado, i vertici militari, tra cui il responsabile sanitario, erano a conoscenza che quelle tipologie di rocce sprigionavano il gas tossico e che quindi i militari dovevano essere messi in sicurezza. Al termine del procedimento Di Donna venne condannato a 2 anni di reclusione, pena sospesa e risarcimento delle parti civili. Il processo di secondo grado ha visto invece Di Donna assolto per insufficienza di prove. Ancora la cronaca, rubava gli sci sulle piste mentre i proprietari facevano una pausa nei rifugi. È successo in Trentino e i carabinieri di Predazzo hanno denunciato un 64enne di Castelfranco. Si appostava nei pressi di rifugi o baite, aspettava che gli sciatori entrassero, poi con grande disinvoltura si avvicinava alla rastrelliera, sceglieva gli sci più costosi, li prendeva e se li caricava in macchina, andandosene come se nulla fosse. Protagonista dei furti un 64enne di Castelfranco Veneto, denunciato dai carabinieri di Predazzo, che dopo una serie di furti di sci nel comprensorio sciistico di Bellamonte, in Val di Fiemme ma anche in altre zone del Trentino, sono riusciti, grazie alle telecamere di videosorveglianza, a risalire all'uomo. Dalle indagini è emerso che il 64enne trevigiano era in contatto con un negoziante piemontese per piazzare il bottino. Nel negozio, in provincia di Torino, i militari dell'Arma hanno così recuperato 5 paia di costosi sci, restituiti ai legittimi proprietari. Il commerciante è stato denunciato per incauto acquisto. La sanità adesso, e partiamo da Treviso, dove partirà il 1° febbraio il nuovo servizio di radiologia territoriale.
Esami radiologici a domicilio senza la necessità di dover spostare il paziente all'ospedale Cafoncello. Dal 1 febbraio partirà a Treviso questo nuovo servizio, primo in Veneto ed anche primo in Italia in una struttura pubblica. Noi lo stiamo facendo come pubblico. Diamo quindi una garanzia alle persone che sono all'interno delle residenze sanitarie assistite, persone fragili, persone con handicap e in futuro, passato questo primo periodo di 6 mesi anche a domicilio, di poter evitare alle persone il trasporto, che è costoso per i familiari, e contemporaneamente di arrivare in un ospedale, in un ambiente affollato, dove il rischio di infezioni ospedaliere esiste, soprattutto per le persone fragili. Il servizio partirà con i pazienti ospiti delle RSA, sono oltre 5.900 nella Marca, poi dopo una sperimentazione di circa 6 mesi verrà esteso anche a domicilio per le persone fragili come anziani o disabili. In questo caso sarà il medico di famiglia, qualora ritenga necessaria la radiografia per accertare determinate patologie e fratture, a richiedere la prestazione. Fa la prescrizione, la manda e noi entro 12 ore usciamo e andiamo a fare il servizio a domicilio. Così non spostiamo la persona, il familiare non deve stare a casa per portare appunto il proprio familiare in pronto soccorso, che funziona così, magari aspettare 4, 5, 6 ore, quando invece il servizio viene fatto entro 12 ore. Per l'attuazione del progetto è stato acquistato un apparecchio di ultima generazione con sistema wireless per l'invio delle immagini direttamente alla radiologia di Treviso, dove verranno analizzate dallo specialista radiologo. Entro la giornata sarà disponibile il referto. Allo IOV di Padova invece il benessere dei pazienti passa anche per l'arte, in questo caso il cinema. Lo IOV di Padova avrà una sala in più. Non si tratta però di un nuovo padiglione, ma di un progetto che si propone di trasformare periodicamente, con una cadenza mensile, l'aula magna dell'istituto in una sala cinematografica dove verranno proiettati film italiani e internazionali. Il fine è quello di sensibilizzare le relazioni e fare in modo che i pazienti abbiano dei momenti di leggerezza in un percorso che è sicuramente pesante, come quello della patologia oncologica. Un'iniziativa che è stata proposta anche nella sede di Castelfranco e che vuole umanizzare le cure ai pazienti dell'ospedale padovano. La medicina tende a focalizzarsi sugli aspetti tecnologici, scientifici, dicono gli organizzatori del progetto, ma arricchire le cure con l'arte giova anche al processo terapeutico. Non è un'alternativa, le cose vanno insieme, la buona medicina è una sintesi fra il progresso scientifico, di cui c'è un bisogno enorme, e considerazione dell'aspetto umano della relazione di cura. Questa è la buona medicina. Pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Nel vetro. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale. Ripartiamo con una notizia di cronaca dell'ultima ora. Un artigiano di 45 anni di Borso del Grappa, Stefano Franco Fietta, è stato investito accidentalmente da un camion dell'impresa edile con la quale stava lavorando alla ristrutturazione di un'abitazione privata in Valle di Schevenin, in comune di Quero Vas. L'uomo ha riportato la frattura della gamba destra ed è ricoverato all'ospedale di Feltre. Sul posto anche i carabinieri del Norm di Feltre e lo Spisal per gli accertamenti. Adesso parliamo dell'educazione civica nelle scuole, che diventa con il prossimo anno scolastico materia di insegnamento. A stabilirlo una legge dello Stato che, non tutti sanno, è stata promossa da una parlamentare della Marca trevigiana. L'educazione civica serve proprio a questo, ad avvicinare i ragazzi a che cosa è il rispetto, alla consapevolezza di che cosa significhi il rispetto verso le persone e verso le cose. L'onorevole Colmellere prende spunto dall'ultima storia di cronaca che vede protagonisti 3 giovani che incendiavano le auto per vendetta. Gesti sconsiderati che cambieranno e non certo in meglio la vita di questi ragazzi, sicuramente a digiuno delle più comuni regole di convivenza. Purtroppo storie di ragazzi che si ripetono troppo frequentemente. Per questo è partita anche dalla Marca
l'iniziativa di riportare l'educazione civica tra le materie di insegnamento a scuola. Relatrice alla Camera del disegno diventato legge dello Stato, Angela Colmellere, già sindaco di Miane e deputato. Educazione civica rientrerà a scuola proprio con questa finalità, creare un percorso che accompagni i ragazzini fin da piccoli alla consapevolezza del rispetto per l'ambiente, al rispetto per le persone e delle cose. Lezioni che inizieranno sin dall'asilo con l'obiettivo di sviluppare gradualmente la coscienza civica dei cittadini di domani. Sarà un'educazione civica a passo con i tempi, dove saranno proposti dei percorsi diversificati a secondo dei bisogni che vi sono nella classe o anche appunto nei territori e che vengono letti dagli insegnanti. Quindi da piccoli ci potrà essere educazione ambientale proprio per abituare i bambini della materna al rispetto dell'ambiente, e più i bambini diventano grandi più si potrà proporre loro dei percorsi differenziati. Ma la legge non si limita al ritorno dell'educazione civica, prevede che a insegnarla, oltre ai docenti, ci siano dei veri e propri esempi viventi. Faccio un esempio: educazione civica può ospitare la protezione civile, quindi i volontari di protezione civile potranno entrare a scuola, insegnare con la loro esperienza un modello positivo, quindi informando i ragazzi, rendendoli consapevoli, magari appassionandoli affinché anche questi ragazzi possano domani diventare volontari. A Vicenza adesso, dove prosegue con successo la mostra Ritratto di donna nella Basilica Palladiana, in questi giorni a visitare la rassegna anche l'attrice Nancy Brilli. È evidente che le donne in questo periodo stanno cambiando, stanno prendendo più consapevolezza. E a seguire il percorso proposto in Basilica Palladiana anche Nancy Brilli, una prestigiosa ospite d'onore alla mostra Ritratto di donna, a riprova dell'alta qualità dell'offerta culturale proposta dall'amministrazione comunale, che ha saputo valorizzare anche la forma, oltre che i contenuti della rassegna. Mi piace moltissimo l'allestimento della mostra, mi piace tanto come è stata illuminata. L'attrice ha sfruttato l'occasione di visitare la mostra in occasione della rappresentazione al Teatro Comunale della commedia musicale A cosa servono gli uomini, che la vede protagonista. Una performance di successo che analizza in maniera brillante il confronto tra uomini e donne, una occasione ulteriore di riflessione in una mostra dedicata alle donne. Le donne e uomini servono tutte e due, però ci deve essere collaborazione, perché se c'è la sopraffazione di uno sull'altro non va bene. In questo quadro qui c'è molta collaborazione, questo di Eva e Adamo, si vede che Eva protegge Adamo e Adamo si appoggia. È vero sia in un senso che nell'altro, ci si può aiutare e ci si deve aiutare. Ad accompagnare personalmente Nancy Brilli, l'assessore alla cultura Simona Siotto e Stefania Portinari, la curatrice della mostra. L'attrice al termine del percorso è apparsa sinceramente soddisfatta della visita e ha ricambiato l'invito al suo spettacolo. Vieni a vedere lo spettacolo? Io spero di sì, che glielo troviamo un posticino. Dice, se l'hai guadagnato il posto allora dello spettacolo. Se l'hai guadagnato, sì. Grazie. Speriamo di sì. Grazie. Sono molto, se abbiamo un ospite così è un regalo per noi bellissimo, e oltretutto abbiamo fatto delle conversazioni interessantissime, aveva degli sguardi suoi e dei punti di vista mesmerizzanti. Siamo in chiusura, l'appuntamento con le 13 fra pochissimo, un tema molto attuale perché parliamo di auto elettriche, sono la soluzione per il futuro, ne parla Ferdinando Avarino con i suoi ospiti fra pochissimo, Stefano Busolin, esperto di energia, Andrea Ongaro di Carraro Auto e Angelo Centola di ACI Treviso. Poi questa sera, come sempre, dopo il telegiornale di Treviso, l'appuntamento con l'attualità di 20 e 10. Adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto tempo stabile e anche ampiamente soleggiato con cielo del tutto sereno. Non è esclusa tuttavia qualche foschia o locale nebbia in pianura nelle ore più fredde, soprattutto in serata. Temperature stazionarie minime fino a meno 5 gradi, valori massimi tra 4 e 9 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole su tutti i settori, il cielo sarà sereno e sgombro da nubi. Temperature minime tra meno 2 e 2 gradi, massime sugli 8-9 gradi circa. Poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà una splendida giornata soleggiata, vedete, su tutti i settori. Temperature minime ancora sotto zero, massime sui 6 gradi circa.
Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.